Con quasi 500 voti, il leghista Len Luciani non è stato confermato in consiglio comunale e così la sua reazione è un misto di rabbia, amarezza e delusione. Di certo per lui ora il morale è basso. È amareggiato certamente perché insomma credo che come me insomma pochi nelle periferie abbiano fatto veramente da rappresentanza della gente che vive le periferie e sa esattamente quali sono purtroppo i problemi della vita. Per i cittadini la priorità sono le bollette, i rincari generalizzati, le difficoltà quotidiane, ma Luciani tutte queste riflessioni le aveva fatte prima delle elezioni direttamente con i vertici del partito. Io avevo detto ampiamente come sarebbe andata a finire e avevo anche detto il rischio che corravamo nella lista Lega di avere poca rappresentanza e non sono assolutamente stato ascoltato. Io lo dissi 3 mesi prima del voto, tanto che a un certo punto mi si chiedeva alla mia persona: ma ci credi o non ci credi? Voglio dire, sei della squadra o no? E io risposi: ma non è questione di essere o non essere della squadra, è che io ho il vero polso della situazione. La delusione, insomma, è quella di non essere stato ascoltato. I nostri dirigenti parlavano di primo partito in città. Voglio dire, siamo in realtà l'ultimo partito in città, allora voglio dire, c'è sempre una terra di mezzo, no? Una via di mezzo, ma qui veramente siamo arrivati a un punto che non siamo ascoltati noi che siamo, diciamo, parte in causa. Immaginatevi i cittadini come possono sentirsi. Il 2023 è dietro l'angolo, le elezioni politiche saranno uno snodo decisivo, ma perché siano un successo occorre che prima il partito torni a sentire la gente, ad ascoltare il territorio, e la critica è anche sulla composizione delle liste e sulla scelta dei candidati. La Lega non è un taxi. Cioè la Lega non è un partito dove no, ci entri, ci esce. Io sono iscritto da quando avevo 16-17 anni, con alcune pause di riflessione all'interno di questi 25 anni, però noi abbiamo avuto persone che a Padova hanno utilizzato la Lega come taxi. Nulla voglio togliere all'amico Lonardi, che è un amico perché abbiamo lavorato veramente fianco a fianco per 5 anni in opposizione, ma Lonardi non è assolutamente un leghista, lo dice lui.